Luciano Finesso continuano questi incontri pubblici organizzati dal Circolo Culturale Conegliano sul tema della Conegliano del futuro. Qual è l'obiettivo di questi incontri e lo scopo di questi dibattiti? Allora, il convegno che svolgeremo il lunedì 23 giugno è di fatto la continuazione di precedenti convegni, l'ultimo dei quali abbiamo fatto il 2 dicembre. Il nostro obiettivo come circolo culturale è aprire un dibattito e un coinvolgimento della comunità di Conegliano sui temi che riguardano appunto lo sviluppo futuro della città, con particolare riferimento alle aree dismesse. Ce ne sono diverse, l'area ex Tommasi, l'ex cotonificio, l'area Zoppas e così via. L'obiettivo qual è? È quello di creare un dibattito politico, culturale, sociale, in maniera tale da insieme trovare quelle che sono le soluzioni migliori per lo sviluppo della città. Noi riteniamo che lo sviluppo della città debba riguardare un po' tutti, perché se tutte le associazioni, gli organismi istituzionali collaborano e contribuiscono insieme a indicare quelle che sono le vie di sviluppo della città, gli interventi che vengono effettuati su queste aree e sulla città stessa hanno la possibilità di trovare sicuramente un esito migliore. Questo è il nostro obiettivo.